È uno dei capitoli in cui vediamo le donne molto, ma molto più avanzate degli uomini nella storia del vino. Qualcuno mi domanda, ma le storie ci sono, il libro c'è, ma le donne dove sono? È un punto interrogativo. Le donne tante volte sono in azienda a lavorare. Storicamente abbiamo avuto delle grandi personalità. Pensiamo che in Francia le grandi aziende sono tutte in mano a delle donne, e se pensiamo anche poi ai nomi, che erano quando gli uomini sono andati in guerra, sono loro che hanno retto le redini di queste aziende. Un nome per tutti: Madame Bisleroy, che ha fatto il più grande vino del mondo, la Romanée-Conti, la Tâche. E poi nello Champagne non ne parliamo di quello che può essere la Veuve Clicquot, il Veuve Ponsardin, Veuve Lanvin. Quindi e in Italia abbiamo anche delle storie di donne importantissime, come possono essere le donne del Prosecco, le donne anche del Friuli, e poi quelle che sono, anche quello è un nome molto, molto importante, la signora Berlucchi, che però sono tutte vedove. Come mai? Come mai? Pur avendo una grande longevità, sono vedove sotto il profilo che hanno cominciato nell'Ottocento, quando gli uomini andavano in guerra, a occuparsi delle loro cantine. Ed è per questo che io al principe Alberto, che non sapeva un po' questa storia, mi sono autoproclamato presidente delle vedove di Montecarlo, per cui io ho l'onore di presiedere le vedove di Montecarlo. Il principe ha detto giustamente, solo lei poteva pensare a una storia del genere. Mi ha colpito tanto questo libro perché anche se il titolo può sembrare qualcosa di piccante, in realtà non lo è, perché tratta proprio della storia proprio della donna e di tutte quelle donne che sono a capo di aziende vinicole o che hanno fatto la storia magari producendo del vino, eccetera. E quindi è proprio bello per questo, perché proprio entra dentro le storie le storie delle persone e fa proprio vedere come anche la donna, nonostante si pensi che questo mestiere sia magari da uomini, in realtà anche la donna si è contraddistinta in questo universo, ecco. Non lo so se la donna abbia qualche marcia in più rispetto agli uomini sul vino. E allora Questo successo forse perché comunque la donna, credo che alcune donne abbiano una forte determinazione dentro di loro, no? E quindi questo forse le ha portate, le ha spinte a continuare. Infatti anche nel libro ci sono delle storie di donne che magari avevano l'azienda del padre o l'azienda di famiglia e hanno continuato con determinazione e grinta, che sono due caratteristiche che alle donne, ad alcune donne non mancano, ecco.